ero seduta là, guardi, e ho visto lui che con la testa faceva così, guardava se c'era gente forse. Là così era nel corridoio. Se l'è trovato davanti mentre stava pranzando in cucina, ma la signora Agnese, 94 anni, non si è fatta intimorire, affrontando quell'uomo con grinta e coraggio. Io ho detto, ma come sei entrato qua a casa mia così? Lui è stato là fermo così, non ha parlato niente. E io gli ho detto, guarda che io chiamo i carabinieri. Allora sono andata in cucina che è subito là vicino e ho preso il telefono. Allora lui ha cercato di strapparmi il telefono e dopo mi ha strappato la collana che avevo al collo e mi ha spinto per terra. È uscito e ha chiuso la porta della cucina a chiave. Agnese resta così bloccata in cucina mentre il delinquente, rovista nella vicina camera da letto. La donna non si rassegna e chiede aiuto. Io ho aperto la finestra, vedendo la porta chiusa, ho spalancato la finestra dall'altra parte e ho chiamato aiuto a voce alta. Si capisce che lui ha pensato adesso forse arriva qualcuno e se n'è andato. E dopo ho chiamato quello di fronte che era via e dopo è arrivato e ha chiamato i carabinieri e loro sono venuti. Ai militari la 94enne racconta le sequenze vissute e descrive l'uomo nel dettaglio. Era una persona per bene. Lui si è presentato così, lui non si è mosso di niente, ben pettinato che sembrava appena uscito dal barbiere, con un maglioncino scuro. Non aveva mascherina, non aveva guanti, non aveva niente. Per conto mio dell'est avrà avuto sui 20-22 anni, così giovane. Sulle sue tracce militari, per quella che è una vera e propria caccia all'uomo, Agnese oggi sta bene, forte e lucidissima, già di prima mattina è uscita di casa per andare a conferire le ramaglie, con lei il nipote. Stamattina sono stato a trovarla, le ho portato la brioche con la Nutella, insomma bisogna coccolarla sta signora, per cui però come vedrete è in gambissima, nel senso che è una persona molto forte. Lei ha reagito in una maniera fortissima. Sì, mamma mia, cosa si fa? Tanta paura, però resta tanta paura. Ma sa che oggi ci penso e sono quasi più impressionata oggi che ieri, perché non sono più sicura di casa mia adesso.